L'economia, un'economia matura qual è la nostra, può fare leva principalmente proprio sul dato del valore della persona e quindi del capitale umano. Su questa si dimostra come, se investito bene la formazione, se si risponde esattamente ai bisogni del mondo economico, il più variegato, questo possa rispondere in maniera molto significativa. E allora, siccome non possiamo intervenire significativamente sull'energia né su grandi strumenti di defiscalizzazione, una regione come la nostra interviene sul capitale umano. La regione in questo caso non ha tutte le risposte, ma la sua capacità di essere in sintonia con un mondo così dinamico, il Veneto è tra le regioni più dinamiche d'Italia e d'Europa, è attestata dal fatto che è il mondo che lavora, che produce, che esiste, che sa principalmente di che cosa ha bisogno. In questo caso la cosa pubblica deve porsi dall'altra parte come ascolto e poi dare le giuste risposte. Ecco perché diventa fondamentale ascoltare, capire, ma avere dall'altra parte chi ci suggerisce ciò che deve essere fatto e quindi la coprogettazione.